Piccoli alberi crescono là dove la mano gigantesca di Vaia ha distrutto i boschi dell'altopiano. I ragazzi del Pertini di Campo San Piero e della scuola media Generale Giardino di Mussolente hanno potuto vedere con i propri occhi lo spettacolo di un bosco che cresce grazie a un videogioco. ETRA aveva infatti lanciato un contest per le scuole che tornerà nel prossimo fine settimana e i ragazzi si erano sfidati con il videogioco Mr. Bidon per vincere non punti o like, ma veri e propri alberelli. Ne sono già stati piantati 900 nell'area di Fortinterrotto, sopra Camporovere. È molto bello vedere una scolaresca che ha partecipato a un concorso indetto da ETRA, il cui premio erano 900 piantine da piantumare, scusate il gioco di parole ma è necessario, in una zona proprio che è stata ferita da Vaia. È un segnale che guarda verso il futuro, verso la speranza, verso la ricostituzione di un patrimonio che la natura aveva creato nel tempo e che vogliamo contribuire a ricostruire. A vincere questi alberi quindi sono i ragazzi, gli stessi che avranno la fortuna di vedere l'altopiano del futuro. Io spero che troveranno un altopiano sempre ricco di grandi varietà di specie di alberi e soprattutto molto verde e rigoglioso, e spero soprattutto un altopiano che sia sempre meno inquinato. Un compito particolarmente delicato è quello degli sviluppatori del videogioco, che hanno trovato il modo di rendere divertente un'app dai risvolti ambientali e istruttivi. Faccenda tutt'altro che facile. Questa è stata un po' la sfida sicuramente che abbiamo dovuto affrontare, e devo dire che proprio questi test che abbiamo fatto inizialmente sono serviti proprio a questo, per riuscire a coniugare tematiche comunque importanti, a volte spesso è inutile nasconderlo, anche che possono essere un po' noiose, con un filone di gioco divertente. Il tutto è uscito bene perché nel momento in cui si va a inserire comunque la tematica di educazione all'interno della meccanica del gioco, nel momento giusto e con la modalità giusta, si riesce a fare anche un lavoro di questo tipo. Quindi l'importante era proprio un equilibrio fra divertimento e allo stesso tempo conoscenze.